Grande vicinanza da parte della comunità a questa famiglia che ha subito questo enorme lutto e questo enorme dramma. Tante, tantissime mail, ma anche telefonate per attestare l'affetto e la vicinanza della comunità verso questa famiglia colpita da una tragedia così grande. Il sindaco Davide Bortolato sta seguendo la vicenda con apprensione. Attraverso Don Corrado si è messo a disposizione per qualsiasi necessità. Molte parole di sostegno da parte dei cittadini, come queste. Piccola Agnese veglia su tutti noi, ma soprattutto sulla tua famiglia che ne ha tanto bisogno. Genitori, abbiate forza e fede, non curatevi di chi vi giudica in malo modo. Un immenso abbraccio con il cuore. E poi la testimonianza di un papà che ha vissuto la stessa paura che potesse accadere una cosa così terribile. Buongiorno, sono un padre di 2 gemelle. Quando erano piccole ero ossessionato dalla paura di dimenticarle in auto quando le dovevo portare all'asilo. A me è andata bene, non mi sono mai dimenticato di consegnare i miei amori in custodia all'asilo. Non voglio immaginare cosa stia provando quel padre. Dite alle autorità competenti che non serve infliggere nulla a quel povero uomo, sta già pagando a caro prezzo di quello che è accaduto. Questi messaggi, ci spiega il sindaco, li consegnerà ai genitori perché possano sentire il calore di chi non li ha criticati, perché, ci dice, questo papà ha già pagato con il bene più prezioso.